19 secondi di ritardo di Mattia Ferretto, 23 secondi di ritardo di Edoardo Bolzan, 24 secondi di ritardo di Riccardo Risato. Questi sono i corridori che sono da poco transitati sulla linea del traguardo. Ci sono altri corridori intanto alle passate. Nella testa della corsa femminile abbiamo lasciato la Portacoloni Venavì Focus Bike Benedetta Braffa, che ormai sta per immettersi sul rettilineo, ragazza che quindi si avvia al è il momento di consegnare altre due maglie. Oggi è una grande giornata per questo ragazzo friulano, prima vittoria della stagione, arriva anche questa ulteriore gratificazione, la maglia del campionato triveneto, complimenti davvero, ma è anche il momento di consegnare a Coloni Valvasone Elisa Viezzi. Secondo gradino del podio per un'altra Portacoloni Floriani consegnata alle nostre protagoniste. Ed è il momento di consegnare la maglia di capoclassifica del trofeo Triveneto. Chiara Martina Borghese, Lisa Viezzi, Romina Costantini. Veramente poco. Spingi le scarpe, spingi le scarpe. Aspetta. Arriva sempre metterla su un pochino. Stiamo vedendo perché so, per vedere abbiamo un po' come con la medicina. Ciao! Però guarda dove mi hanno messo mangiare. Qua. Anche mi sentire tutti. Sei contento perché te ne abbandono, magari Simo, non tocco di lì, la potrei fare. Ma gli state per l'avvio anche per i cartieri del primo anno. Ti vai l'acqua in bocca di Paolo, va? Cavalcassa, scattano gli allievi in primo anno. Vai Ale! Sì, è un regalo molto diverso per gli allievi. Lorenzo, andiamo! Che è impegnato in gare in Belgio e quindi c'è la possibilità per molti altri oggi di trovare la vittoria. Vai Ale! Alessa! Non dobbiamo passare. Vedo su qua! Ehi Alberto, bravo! Bravo Ale! Bravo, bravo! Gara riservata agli allievi del primo anno, che oggi, lo ribadiamo, è orfana di colui che è capoclassifica del trofeo Triveneto e che si è abituato a vincere praticamente sempre o quasi, Brian Olivo, impegnato in questi giorni in gare in Belgio. Vai Ale! Colpo di scena tra gli allievi primo anno, è una gara tutta da vivere. Mentre c'è Bravo Ale! la biondina del team Bramati, Lucia Bramati.
Bravo Ale, bravissimo, bravo. L'ultima tappa del Trofeo di Veneto, grande spettacolo anche quest'anno nel giorno dell'ultimo dell'anno, quest'anno l'ultimo del 2017. Una grande giornata di ciclocross nel fango. Posizione appena segnalata, naturalmente aggiungiamo in seconda posizione Gianna Borghese, che ancora non compare nei nostri monitor, ma ovviamente è lei che mantiene saldamente la seconda posizione. Vai Ale! Bravo Ale! Vai, 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 vai! Eccolo, guardate che passo sul fango di Scorzebber. Bravo Ale! Mario Donna, presidente di Donna Scorzebber, che ci darà un fallo vivo, grazie. Ricky! Vai Ale che... Dai ancora uno dopo e basta! Salutiamo sempre come figlia d'arte, con l'obbligo di sottolineare che il papà di questa ragazzina ha vinto in carriera sia il Super Prestige che la Coppa del Mondo di ciclocross. Pardon? Speriamo che non sia la mia. Signore e signori, è partita la gara junior maschile. Partite le donne master. Dai Dani, credici, dai! Cominciando, partenza velocissima di Leonardo Cover, mentre il corso lì partono nelle fasi iniziali. Così! Bene, subito sotto, dai, dai, dai! Vai Miki!
Vai Sara! Sulla sorvolta Sara Casasola. Intanto Vai Miki! distanziati di 5 metri, poi c'è l'Emiliano Tommaso Bettuzzi e poi via tutti gli altri. Attenzione intanto, per favore, il presidente di giuria è attesa. Tommaso Bettuzzi. Ma gli altri sono lì vicini, non ci sono sportivi del ponte, mentre ha cambiato la bici Federico Ciolina, che quindi ha perso metri in queste fasi. Leonardo Cover il suo giro in 6 minuti e 9 centesimi. Vai Miki, vai Miki! Ritardo per Federico Ciolina. Poi Toniatti, Friulano, poi Bettuzzi, poi c'è il Vicentino Celi. Vai Miki! Tanti amici, anche per l'Emiliano di Sassuolo, della Sedicana in questione di lista, Tommaso Bettuzzi che va a transitare in zona arrivo con un ritardo di 10 secondi. Attenzione intanto al Friulano Davide Toniatti della G-Spike, ritardo di 18 secondi e poi c'è il passaggio di Filippo Celi, il Vicentino della Libertas Scorzè, ritardo di 27 secondi, questa è la top 5. Vai Sara! La testa della gara delle donne open è trasmessa dietro sulla Celina, va a trasitare il Fishline. Era importante il motore Francesca Baroni nel corso di questa tornata. C'è il passaggio di Sara Casasola che occupa la seconda posizione della Friulana di Maiano, e la Trentino Cross Giant SLP 18 secondi il suo ritardo, che signora occupa la seconda posizione. Vai Miki! Oltre un minuto per il ragazzo della formazione organizzatrice. Sono transitati nel frattempo altri atleti: Simone Federiva, Daniele Platti, Luca Dallago, Michele Chiandussi. Citati, i più giovani sono Toniatti e Bettuzzi, che sono classe 2001, primo anno tra gli juniores, mentre Federico Ciolin e Leonardo Covere sono classe 2000, secondo anno tra gli juniores. Continuano nel frattempo i passaggi, noi attendiamo la toscana Francesca Baroni in testa della corsa delle donne open. Testa della corsa per le donne open, l'Under 23 classe 1999, Francesca Baroni, la toscana della Stella Italia Guerciotti Elite, bicampionessa italiana donne juniores di ciclocross, continua giro dopo giro ad aumentare. Sta per transitare anche la Bresciani. Dai Filippo, dai Simone! Vai Michele! Vai Miki! Fanno veramente importanti, ormai si lotta solamente per quel che riguarda la classifica. Passa intanto Sara Casasola, ritardo di 1,17 per la Friulana. E nel frattempo noi ci avviamo al passaggio della testa della corsa juniores e soprattutto ci avviamo ad esporre per i ragazzi e le ragazze il declino 1 al termine. Simone Federiva, sportivi del ponte, passa nel frattempo Paolo Magnano con la sua maglia di campionessa italiana e con
comando della gara riservata alle donne amatori, Ciolin! Terza posizione per un primo anno da Sassuolo, Tommy Tommaso Bettuzzi. Grillo che vince la gara delle donne juniores. Avanti, qua. Guarda che bei capelli che ha. Ha fatto come Sansone, ha tagliato i capelli alla gogola.